ora in onda Potere al Popolo. Buongiorno, volete vedere che Mattarella non gliela concede la grazia? Stiamo a vedere, ma sono sicura che non gliela concede. È un piemontese. Tutto lì. Grazie. Sono d'accordo che la legge, quella da non rimborsare questi delinquenti, questi ladri, sia retroattiva. Fatelo pervenire alla Lega, Salvini, che mettano questa norma, deve essere retroattiva. Ma scherziamo, questo poveraccio deve ancora ulteriormente dare 380.000 euro? Ma io gli chiederei dietro quei 300.000 euro che ha già dato. La legge deve essere, oltre che cancellare il rimborso a questi delinquenti ladri, deve essere retroattiva. Grazie mille. Un grande apporto da parte di voi ascoltatori agli argomenti del giorno. Sono decine e decine WhatsApp arrivati al 340 6709 659 per discutere sulla vicenda dell'orefice che non si è ancora costituito ma si costituirà per stare in galera circa 14 anni, e tantissime le proposte su questo argomento. Chiaramente siete invitati a partecipare anche voi che magari non avete mai scritto a una radio. Basta scrivere un messaggio WhatsApp, farlo anche audio, anche video, e inviarlo al 340 6709 659. Noi li leggiamo tutti quanti. Intanto il buongiorno rinnovato dagli studi di Milano, via Bellerio 41. Io sono Sammy Varin, c'è Simone, sì, proprio lui in regia, e tra pochissimo parte il Qui Parlamento con l'intervento di Barabotti. Poi arriva Chiara Soldani, è certo, che ci riassume a suo modo la settimana. C'è però prima una canzone di Gabri The Sound, il DJ che mixa, frulla, fa esperimenti, ci farà sentire la nuova Superhero. Alle 11:30 invece arriva un artista indipendente, veramente tosto, il suo Room Senza, c'è anche il video che è carinissimo. Lui si chiama Spy. Faremo sentire tutto alle 11:30. Poi naturalmente gli appuntamenti da non scordare targati Lega, e il tutto condito con i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Devo purtroppo relazionarvi di due tristissime notizie che sono in apertura su tutti i siti internet in questo momento. È morta Alice, la bambina rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante. 11 anni, era rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone della vasca dei bagni Segesta, donati gli organi. E a Spotorno un ragazzo di 15 anni muore folgorato al Luna Park sotto sequestro, il parco giochi. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Mancano pochi minuti al voto finale della Camera sulla legge elettorale denominata Stabilicum, e oltre ad associarmi ai ringraziamenti che i relatori, il Presidente Pagano, hanno già fatto nei confronti del Governo, dei relatori, nel confronto di tutti i membri della Commissione, vorrei partire in questo intervento di dichiarazione di voto dalle finalità che hanno ispirato questa proposta. Nei tempi di grande incertezza c'è bisogno di riferimenti saldi, e per questo, visto che nessuno può negare che stiamo attraversando momenti di profonda incertezza, abbiamo tutti la responsabilità di creare le condizioni affinché le nostre istituzioni, indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni, possano trovare la stabilità che soltanto una maggioranza coesa sul piano politico può garantire. Vedete, non è un caso che il tema della stabilità sia entrato sempre di più nel dibattito pubblico. Ci preoccupa l'instabilità geopolitica, parliamo continuamente di stabilità economica, finanziaria, stabilità normativa. Ma tutto questo, in ultima analisi, deriva dalla stabilità politica e istituzionale. E non stiamo parlando di concetti astratti. La stabilità di questo governo, ad esempio, ha consentito al nostro Paese di raggiungere risultati che pochi avrebbero sperato.
Pensiamo alla centralità che l'Italia ha riguadagnato sul piano istituzionale e a livello internazionale. Pensiamo al giudizio sul nostro Paese delle agenzie di rating, che è migliorato dopo oltre 20 anni. Pensiamo ai risultati che stiamo ottenendo a livello europeo sul piano dell'immigrazione e della sicurezza. Ad esempio, dopo anni che hanno visto le nostre istanze ignorate a Bruxelles. Ma oltre alla stabilità, esiste un'altra ragione ancora più importante per approvare questa legge, e cioè quella di dare una risposta alle aspettative dei nostri cittadini. Ci sono fasi storiche che la politica deve avere la sensibilità di riconoscere. Dopo la crisi finanziaria del 2008, il sentimento prevalente nei confronti della politica era quello della sfiducia. Noi tutti ricordiamo la forza dell'antipolitica in quegli anni. Da allora abbiamo attraversato una pandemia, la crisi energetica, l'acuirsi delle tensioni internazionali e oggi assistiamo a un profondo rimescolamento degli equilibri mondiali. E tutto questo avveniva in concomitanza con l'avvento dei social network, che hanno cambiato per sempre le nostre vite e anche il modo di fare politica. Hanno consentito a noi politici di essere più capillari con la comunicazione, di arrivare direttamente ai cittadini, ma allo stesso tempo hanno contribuito a impoverire la complessità del messaggio politico, sottoponendo la politica alla ricerca continua dello slogan. Ecco, gli avvenimenti nuovi e spesso sconcertanti uniti all'estrema semplificazione del dibattito hanno prodotto tutto ciò che noi vediamo oggi. L'avvento di una seconda fase a cui alla sfiducia nei confronti della politica e più in generale delle istituzioni si somma una fortissima polarizzazione del dibattito. Una polarizzazione che ha reso il dibattito pubblico, politico e parlamentare sempre più aspro nei toni, ma sempre più povero nei contenuti. E il giudizio di questa opposizione sulla nostra legge elettorale è viziato proprio da questi fenomeni. Avete la necessità di opporvi nel modo più forte possibile a questa legge, anche in assenza di argomenti validi per farlo. Ma oltre agli argomenti, quello che manca alla sinistra è una visione comune. Durante i lavori in commissione, nonostante lo sforzo dei relatori, le opposizioni hanno trovato soltanto unità nella critica. Non sono riuscite invece a raggiungere l'unità quando si trattava di fare proposte. Sulla legge elettorale, come sulla politica industriale, come sulle politiche ambientali, come sulla politica estera, voi siete il campo largo quando si tratta di criticare e distruggere, ma quando si tratta di fare proposte serie siete il campo santo. Ed eccoci al punto, Presidente. Mi rivolgo suo tramite ai colleghi dell'opposizione. Sono tre le cose che vi spaventano maggiormente di questa legge elettorale. La prima, la necessità di costruire un'alleanza e un programma da presentare prima delle elezioni agli italiani. La seconda, la necessità di indicare sempre prima delle elezioni un candidato di punta alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La terza che vi preoccupa è la necessità per arrivare al governo di prendere un voto in più della coalizione di centrodestra. Eh sì, colleghi, perché nei 10 anni che hanno preceduto l'arrivo del governo Meloni, il Partito Democratico e la sinistra hanno formato 3 governi a guida PD e hanno preso parte ad altri 2 governi di natura tecnica o di larghe intese
senza mai avere vinto le elezioni. Questa è la verità, questo è il motivo per cui vi preoccupa questa legge elettorale. Vi spaventa un principio che per noi democratici è fondamentale, quello che per essere una maggioranza bisogna prendere qualche voto in più e per stare al governo le elezioni bisogna vincerle. Ecco il nodo vero, ecco spiegata la pretestuosità dei vostri argomenti. Allora, le coalizioni che supereranno il 42% in entrambe le Camere otterranno un premio di maggioranza e sarà un premio di maggioranza ovviamente commisurato alla necessità di garantire stabilità, mentre voi sostenete che sia irragionevole e incostituzionale. Dimenticate di dire che la legge in questione, anche di fronte a risultati elettorali plebiscitari, consentirà alla prossima futura maggioranza di avere al massimo 220 deputati alla Camera e 113 senatori nell'altro ramo del Parlamento. Sostenete poi che l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio costituisca una forzatura costituzionale, una violazione delle prerogative del Presidente della Repubblica. Ma sapete benissimo che quelle prerogative restano invariate. Noi vogliamo introdurre un elementare atto di trasparenza nei confronti degli elettori. Dire prima del voto quale sarà la persona che la coalizione intende presentare al capo dello Stato. Nel corso delle votazioni in aula, a un certo punto siamo rimasti tutti allibiti con i colleghi. Ci siamo guardati, guardandosi intorno, sembrava di essere ritornati al 2006, quando Fabio Grosso calciava quell'ultimo storico rigore. A un certo punto ci siamo resi conto però che non eravamo alla vittoria dei mondiali, eravamo semplicemente davanti a un emendamento che toglieva agli italiani la possibilità di esprimersi con le preferenze nella nuova legge elettorale. Ma al di là di questo spettacolo indecoroso, al di là, Presidente... Colleghi, facciamo concludere l'onorevole Barabotti. Chiedo, Presidente, colleghi, di un po' il tempo che mi stanno sottraendo. E nel presentare, mi piace ribadire che quest'Aula, attraverso il voto, ha ridato una possibilità in termini strutturali a diversi milioni di italiani, che è quello del voto e fuori sede, una battaglia storica della Lega, del centrodestra, quanto vostra, ma sulla quale però non avete mai fatto nulla di concreto. Noi lo abbiamo fatto e non ci siamo chiesti se quei voti saranno comodi a voi o a noi. Lo abbiamo fatto per aumentare la rappresentatività e la forza della nostra democrazia. Concluda, onorevole. Presidente, all'inizio del mio intervento ho parlato di due fasi, quella della sfiducia e quella della polarizzazione che hanno contraddistinto alcune fasi politiche importanti. Ed è lì che voglio tornare. I cittadini si aspettano che il loro voto conti, si aspettano che una maggioranza vincente possa esprimere un governo capace di fare scelte efficaci in tempi ragionevoli. Tutto ciò che un governo di larghe intese non potrebbe fare. Ed è qui l'importanza di questa legge elettorale, perché tradire ancora una volta queste aspettative dei cittadini significherebbe far crescere ulteriormente la fiducia delle istituzioni e aprire una terza fase, oltre le due che ho già detto, la fase della rabbia. Una rabbia... Deve concludere, onorevole, deve concludere. Una rabbia, badate bene, che sarebbe capace di spianare la strada a partiti e a forze politiche meno democratiche di quelle che stanno sedute in questo Parlamento. Ed è per questo motivo, signor Presidente, che il gruppo della Lega voterà convintamente a favore di questa legge. Grazie, Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È chiaro che questo è quello di Pompa Pompa. Se cercate Gabri The Sound sugli store digitali o su YouTube, tra i suoi pezzi c'è anche il featuring con Sammy Varini intitolato Pompa Pompa o Pompa soltanto, c'è pure quello. Questa invece era Superhero, lo pseudonimo utilizzato dal DJ produttore cantante Gabriele Finizio è proprio Gabri The Sound, i suoi progetti dedicati alla musica dance ed elettronica, ma anche ai viaggi mentali e alla meditazione. E allora Picciu, cerchiamo di meditare riassumendo tutto ciò che è stato purtroppo è entrato si è impossessato di noi questa settimana, le terribili notizie della cronaca, della maranza cronaca e non soltanto, grazie all'interlocutrice di venerdì intorno alle 11:10, ma sempre più tardi, così il nemico si confonde. Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, ben trovato e un saluto ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Depistiamo adesso con un orario diverso, mi piace questa tattica Sammy. Sì, ma ormai non sappiamo più come fare per non farti bloccare, lo diciamo sempre amici, se ci seguite su Facebook, su YouTube, se tra poco non sentite più niente, tranquilli, perché parla Chiara Soldani, che comunque potete andare a leggere sul sito leggifuoco.it, anche versione cartacea, si chiama Fuoco, e naturalmente la potete cercare su Instagram se non la bloccano cercando Chiara con la K Soul. La storia di Mario Roggero. Sai che Chiara, mai come in questi giorni stiamo ricevendo centinaia e centinaia di messaggi da nostri ascoltatori, c'è stata proprio una sollevazione popolare su questo argomento, perché forse riprende un po' la paura che tutti noi abbiamo sul fronte sicurezza, la disperazione perché non sappiamo cosa fare e poi anche la rabbia e il desiderio di vendetta
tranquillità quando ci succede qualcosa. Guarda che anche psicologicamente è un qualcosa che sta turbando. Ci parlerai naturalmente del tuo parere su questa cosa che è successa, ma anche i silenzi delle femministe quando un femminicidio non viene chiamato con quel termine. E poi ancora ragazze molestate, questa volta a Cagliari. E io applicherei il fermo preventivo a tutti i figli del barcone che si vedono in giro e che si sa combineranno qualche cosa nella notte. Fermo preventivo per tutti. E infine la nuova guida dedicata agli ambulatori pediatrici inclusivi. Sentiamo da dove parte Chiara Soldani. Ti ringrazio Sammy, assolutamente sì, la vicenda di Mario Roggero che ovviamente abbiamo seguito negli anni da quel terribile 28 aprile 2021 quando appunto tutto ebbe inizio, l'ennesimo tentativo di furto presso appunto la gioielleria di famiglia con un'aggressione molto violenta, la moglie e una delle figlie appunto di Mario Roggero erano addirittura state legate e minacciate con una pistola puntata addosso, quindi insomma non stiamo parlando esattamente di povere vittime, coloro che appunto hanno perso la vita, che sono stati oggettivamente dei criminali. Poi si parla del valore della vita che prescinde ovviamente dalla condotta dei singoli individui, ma stiamo parlando davvero di una vicenda che nella tristezza, nell'amarezza mi fa piacere Sammy che ci sia però questa partecipazione da parte un po' di tutti e soprattutto da parte anche dei nostri ascoltatori che sono molto sensibili, perché di legittima difesa abbiamo parlato veramente tanto in questi anni. E prima di tutto è una vicenda veramente triste perché stiamo parlando di un signore di 72 anni, una persona integerrima, un padre di famiglia, un nonno, lavoratore esemplare. Stiamo parlando di tutto meno che di un criminale, meno che di un assassino. È davvero difficile trovare le parole perché noi ci aspettavamo insomma un risposto da parte della Cassazione ovviamente diverso, anche se le speranze erano poche perché sappiamo benissimo come funziona il tutto in Italia, no? Quindi c'è sempre chiaramente anche una condotta molto politica, sempre un'accezione di colore rosso, no? In queste decisioni, perché poi è chiaro che negli anni soprattutto la sinistra ha spalleggiato soprattutto le famiglie appunto delle sedicenti vittime, tra l'altro ci sono stati anche dei risarcimenti a cifre esorbitanti. Io dico semplicemente questo: se queste persone si fossero comportate bene e non avessero disturbato nessuno e non avessero avuto ovviamente anche l'intenzione di rubare, minacciare, impugnare un'arma, sicuramente oggi sarebbero vive. Questo è poco ma sicuro. Sul fronte poi legge riguardo alla legittima difesa, tutte le accezioni del caso eccetera, sì, certo bisogna ragionare perché ci sono dei punti che obiettivamente ci lasciano ancora molto perplessi. Fatto sta che la conferma appunto della Cassazione, quella di 14 anni e 9 mesi di reclusioni, purtroppo insomma arrivano notizie non confortanti sul fronte Grazia, che è quello nel quale ovviamente auspichiamo tutti che possa esserci qualche cambiamento. Anche Matteo Salvini appunto ha giustamente parlato di questa petizione, questa raccolta firme, veramente un plebiscito perché vedere un uomo obiettivamente non più giovanissimo costretto a vivere presumibile, ovviamente speriamo di no, gli ultimi anni comunque della sua vita in una condizione carceraria del genere, trattato veramente come il peggiore degli assassini, è qualcosa obiettivamente inaccettabile e ti ripeto di molto molto doloroso. Le ultime parole in un post, in un video che è stato subito virale, che ha appunto condiviso il signor Mario sui suoi profili, è un video nel quale lascia una sorta di testamento, diciamo ovviamente provvisorio, per quanto riguarda ciò che accadrà da questo momento in poi. In questo video appunto il signor Mario dice: adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità, che purtroppo è sempre più dilagante. Sarete la mia voce. E quindi insomma ci sentiamo tutti molto responsabili, ovviamente coinvolti. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro, è chiaro che in molte circostanze siamo totalmente privi di potere decisionale, però già solo parlarne e scuotere le coscienze credo sia fondamentale. Ovviamente staremo a vedere, speriamo che possano esserci
compatibilmente con la situazione drammatica dei risvolti positivi, intanto insomma era doveroso iniziare questo collegamento insieme parlando appunto della vicenda di Mario Roggero, sperando che non ci siano più episodi simili, perché purtroppo lo sappiamo benissimo che in Italia è un attimo passare da vittima a carnefice. E poi ci sono ovviamente tutti i fatti, misfatti di cronaca, perché non mancano mai, Sammy, nel nostro riepilogo settimanale. E direi di partire appunto con l'ennesimo episodio di violenza a sfondo sessuale in quest'estate molto movimentata sul territorio italiano, soprattutto per quanto riguarda ragazzine molestate e prese di mira, tanto per cambiare puntualmente. Sovente questo accade da o richiedenti asilo o comunque persone che tutto dovrebbero fare meno che trovarsi sul nostro territorio. Ragazzina molestata a Cagliari, questo è un episodio dell'8 luglio scorso al porticciolo di Marina Piccola, un richiedente asilo abusa, porta avanti, insomma perpetra ai danni di una ragazzina minorenne, quindi molto molto piccola, una violenza a sfondo sessuale. Ovviamente la condanna, insomma il capo attuale di imputazione è violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Ci sono indagini ovviamente ancora in corso, però c'è da dire che ci siano già dei significativi elementi probatori ai danni dell'uomo, che ovviamente è in carcere a seguito della denuncia tempestiva dei familiari di questa ragazzina. Insomma, non si può andare neanche più al mare tranquilli. Abbiamo già parlato anche di quanto accaduto in Liguria nelle scorse settimane. Ci sono veramente pericoli e insidie ovunque e insomma ci sono troppi personaggi che tutto dovrebbero fare e come dicevo prima, meno che trovarsi a piede libero nel nostro territorio a delinquere tranquillamente come se nulla fosse. E poi c'è il solito consueto doppiopesismo delle femministe italiane, perché l'episodio ennesimo fatto di cronaca di una donna uccisa, questo risale allo scorso giovedì a Loreto, la vittima Luigia Fortunato, una giovane mamma che è stata uccisa dal suo ex coniuge tale Sami Kemayes, o Kemayes che dir si voglia, 39enne tunisino, soggetto violento con precedenti penali tra l'altro, però ovviamente di origini tunisine, quindi in questo caso sappiamo di non poter parlare di femminicidio secondo una certa narrazione mediatica, perché si parla di femminicidio quando l'uomo è bianco, quando rientra diciamo in certi canoni non soltanto diciamo così estetici, ma chiaramente richiama alla solita cultura patriarcale, al maschio italiano maschilista, misogino, che odia le donne, che ovviamente si ispira ai modelli politici che invocano e richiamano alla violenza. Insomma, le conosciamo tutte queste storie veramente assurde. Utilizzo questo termine per non utilizzare parolacce, non mi sembra il caso. E quindi rispetto a questo fatto di cronaca ovviamente gravissimo, che noi condanniamo esattamente come tutti gli altri, però certa parte politica non scende mai in piazza, quindi non ci sono manifestazioni, non ci sono fiaccolate, non ci sono le scarpette rosse, non ci sono panchine da pitturare, perché chiaramente quando si parla di un personaggio di questo tipo, magari anche musulmano, è sempre meglio tacere. L'accusa è quella di omicidio volontario con arma, anche secondo la procura di Ancona attualmente non si può parlare di femminicidio. Intanto insomma ovviamente parliamo anche di un iter giudiziario completamente diverso, perché sappiamo benissimo il femminicidio prevede anche la pena dell'ergastolo, mentre l'omicidio volontario solitamente insomma ha una pena di 21 anni circa. Le indagini comunque sono ancora in corso, i due erano separati in casa per il bene del bambino di 8 anni e come dicevo era già un personaggio attenzionato, conosciuto, violento e quindi insomma noi vogliamo anche sollevare un po' questa polemica, diciamo così, riguardo proprio a questo trattamento delle notizie sempre molto fazioso che non ci piace affatto, perché le cose vanno denunciate a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla religione, a prescindere da tutto, però vanno denunciate esattamente per quello che sono. E chiudiamo con quest'altra notizia che data la tempistica, insomma dati i nostri tempi approfondiremo sicuramente anche più avanti. Arriva la guida inclusiva per gli ambulatori pediatrici affinché possano chiaramente essere molto più accoglienti sul fronte gender fluid. Arriva la guida Oltre lo sguardo, è la prima a livello nazionale voluta dall'Associazione Pediatrica Italiana
italiana dedicata alla varianza di genere, agli orientamenti sessuali e alla omogenitorialità. Quindi torniamo a parlare semi di modulistica con il famoso genitore 1 e genitore 2 per non discriminare nessuno, ovviamente il linguaggio inclusivo e anche accogliere il fatto che un bambino anche di soli 2-3 anni possa identificarsi se maschio in una femmina e quindi insomma portare avanti questa vera e propria violenza, perché quando si è così piccoli è normale che ci siano anche delle fasi nelle quali un po' la definizione della propria identità anche sessuale sia precoce, prematura, insomma stiamo parlando di bambini veramente molto piccoli. E quindi questo alimentare e insomma premere un po' l'acceleratore anche sull'identificazione sessuale e quant'altro credo sia veramente molto molto inopportuno. Infatti si rischia proprio di alimentare e velocizzare un percorso che non è idoneo alla tenera età di questi bambini, ovviamente soprattutto nell'età prescolare. I rischi sono anche di transizioni di genere avventate, sappiamo benissimo che si tratta di percorsi che prevedono anche l'assunzione di farmaci, insomma tutto meno che agevoli e indolore, e tra l'altro da questi percorsi non si torna più indietro, quindi ci lascia molto molto sospetti, ci insospettisce appunto, ci lascia perplessi questa decisione, insomma questa guida nella quale poi si annulla sempre un po' il distinguo fondamentale tra il ruolo di mamma e il ruolo di papà. Insomma ne parleremo meglio magari settimana prossima, Sammy, per indignarci ancora di più, sicuramente con altre notizie di cronaca che non mancheranno, come purtroppo il venerdì sempre accade. E come, signori, a 3 anni, pensare di cambiare il sesso di vostro figlio o di vostra figlia è veramente indecente. Chiara Soldani, Chiara Soul per i social, la leggete anche su leggifuoco.it, la ascoltate, se vi va bene, se riuscite, se non la censurano, su Radio Libertà il venerdì mattina. Grazie Chiara! Grazie a te Sammy, un abbraccio e un buon fine settimana a tutti voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi DJ, suona un po'. Fai sentire questo flow. Fammi cambiare pianeta. Dammi un rum con tanta coca. Sono una cattiva persona, come un'intervista di Corona. E quando sento una cassa che suona,
È lì che il cervello vola. Ehi bro, fermati un po', lascia andare questo flow, sei già fuori dal pianeta. Niente rum, solo la coca. Gira la stanza, sfoca la vista, siamo rimasti soli in sta pista, scendono gocce fredde dal viso, questo è l'inferno o il paradiso? È lì che il cervello vola. Gira la stanza, sfoca la vista. Siamo rimasti soli in sta pista. Baila, tanza, sono carinissimi questi due topini, signori, cioè dovete andare su YouTube, scrivere Room Senza di Spy e guardarvi questo splendido video. Secondo me vi piace anche se non siete più giovinotti. E il pezzo, ragazzi, ma si lascia ballare, parla il linguaggio dei giovani, ma anche se avete 80 anni, capiamo. Fammelo salutare, signori. Abbiamo con noi l'autore di questo pezzo, si chiama Stefano Esposito, Spy. Ciao Stefano. Pronto, ciao. Pompa. Ciao, Sammy. No, guarda, hai fatto veramente un bel lavoro. Te l'ho detto, dedicato sicuramente ai giovanissimi, ma anche a quelli più grandicelli, perché il pezzo è intuitivo, entra nelle orecchie anche di quelli avanti con l'età. Te lo posso assicurare, perché io sono uno di questi. Grazie. Senti, parlaci un attimo di te, perché tu magari sei poco conosciuto, non giri facilmente sulle grasse reti ogni ora, però hai un'esperienza pazzesca. Cioè, io ho letto che sei passato dalle sovraincisioni artigianali utilizzando 2 registratori a cassette, ragazzi, li facevo anch'io giocando da bambino, all'ingegneria psicologica dell'intelligenza artificiale, cioè hai fatto tutti gli step possibili, immaginabili, e adesso svolazzi tra indie pop, la musica dance e techno, le sonorità urban, reggae, insomma fai tutto, sai fare tutto. Spy, diciamo, come generi mi piace un po' anche variare o unire magari diversi generi, come magari la dance con qualcosa di più pop o qualcosa di più indie, perché comunque mi piace sperimentare, quindi unire vari generi è sempre può creare sempre qualcosa di interessante se viene bene. E come, soprattutto perché poi la sensazione che abbiamo noi è che ti diverti un fracco. Beh, sì. È un lavoro, ma è quello che mi piace fare, quindi sì, io ho anche uno studio appunto dove produco per altri artisti, sono in collaborazione con vari artisti. A marzo del 2026 è uscita la traccia di Gabry Ponte, Vamos a Bailar, che diciamo una grande percentuale di quella traccia ci ho lavorato io, quindi diciamo faccio sia produzioni mie ma meno, e sia più produzioni per altri artisti anche.
E io non posso che applaudire, signori, perché collaborazione con Gabri Ponte, non so se avete capito, però vedi, il bello è l'umiltà, andare avanti comunque a produrre, a proporre collaborazioni importantissime, piccolissime, ma porti avanti tanti sogni con il tuo lavoro e anche il tuo sogno, perché appunto dai registratori a cassetta fino alle tecnologie più avanzate, e in questo video con i topolini che ballano, intelligenza artificiale a go-go, però ripeto, siamo comprensibili a tutti, ed è questo secondo me il tuo merito, cioè la tua musica, il tuo segnale è comprensibile a tutti quanti, giovanissimi e meno giovani, e questo... Grazie, è un bel feedback questo. Sì, e ti dà la possibilità di pescare in un mare gigantesco, capito? Sì. Non sei ridotto soltanto a una certa popolazione, a un certo target, eccetera. Questa è una marcia in più fenomenale, quindi quello che ti posso augurare veramente di riuscire a farti notare su tante emittenti come la nostra, di nicchia, medio-grandi, eccetera, perché il tuo pubblico è potenzialmente importante, e soprattutto in questo video, te lo ripeto, non può non piacere, perché è una cosettina simpaticissima, che ha un'apertura stupenda verso la dance, e si può ballare facendo i pazzi, ma anche semplicemente battendo le dita sul tavolo. Lo fai a tutte le età. Senti, ti troviamo certamente su tutti gli store digitali con questa Room Senza, il titolo esatto, ma già che ci siete, cercate Stefano Esposito in arte Spy e scoprirete le sue collaborazioni, i suoi pezzi, e soprattutto chissà cosa combinerà in futuro. C'è già qualcosa che bolle in pentola? Stai dicendo... Sì, c'è un album che bolle in pentola per settembre-ottobre, diciamo, che sarà un'unione di dance, sia dance melodica che dance un po' più cattiva, e più pop e anche qualcosa di indie. Sarà, diciamo, come faceva Gigi D'Agostino ai tempi, ai bei tempi, quando divideva l'album in canzoni dolci e in canzoni più movimentate. Vorrei fare una cosa del genere, ma non tanto perché mi credo chissà chi, ma più che altro per poter mettere tutti i generi di cui ho bisogno cioè che mi sento di fare, senza avere dei limiti, diciamo. È minimo, questa si chiama autonomia, questa si chiama indipendenza, quando uno può portare avanti i propri progetti senza dover rendere a nessuno che ti dice fai questo, fai quell'altro, e sbrigati, e quando esci, e lo faccio quando voglio, sono Spy. Stefano Esposito, grazie davvero, buon lavoro, buona musica, e tienici informati perché ti trasmettiamo. Ciao Stefano. Grazie mille, ciao a tutti, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E senti questo flow, a me piaceva sta canzone, cosa devo fare? Room Senza, cercatela su YouTube, la trovate facilmente, e vi guardate il video che è carinissimo. Giro di WhatsApp e appuntamenti da non scordare targati Lega, signori, tantissimi messaggi, l'argomento vi piace, vi è piaciuto, è potente, e soprattutto è sulla bocca di tutti. È chiamato questo governo a fare qualche cosa sul fronte sicurezza, lo sta facendo, si può fare di più sicuramente. Ascoltate un po' i vostri messaggi. Caro Sammy, meno telecamere e molti più carabinieri in giro per le città italiane, ci scrive Silvio. Caro Sammy, i criminali si bloccano fino all'arrivo della polizia e basta, invece sparare per difesa di sé e del patrimonio per me è corretto, punto. Hanno candidato la Cicciolina, la martellatrice,
Perché non candidare pure il grande Ruggero che ha tolto di mezzo dei delinquenti che sarebbero in giro a terrorizzare altre famiglie, caro Gian? E mi sa che non si può perché la condanna è definitiva. Buongiorno, ma perché se succede al contrario non c'è nessun risarcimento? Scrive Serio Pasquale da Berghem. Se Ruggero li avesse lasciati scappare, ladro che fugge, buono per un'altra volta. Cesare da Treviso. Propongo di candidare Ruggero alle prossime elezioni, come è avvenuto per Enzo Tortora. Libertà per Mario. Vi ricordate, Maico? Ti ricordi? C'era l'altro Mario per cui la Lega si è sbattuta di brutto, l'Oste, il famoso Oste, e lui ce l'ha fatta, effettivamente, ce l'ha fatta. Ruggero deve negoziare, ok al risarcimento in cambio della grazia. Il risarcimento però a rate, 10 euro al giorno? La Salis, se venisse aggredita a scopo di rapina, reagirebbe offrendo un caffè ai criminali? Chiedo per un amico, signori. Come vedete siete belli tosti. Io avrei fatto la stessa cosa. Il risarcimento ai ladri è qualcosa di abominevole. Solo in Italia succedono queste cose. Sì, in effetti vorremmo sapere se queste cose negli altri paesi come vengono trattate. Giuro, sono molto curioso. Serve la grazia con la restituzione dei soldi. Buona giornata. Alberto di Cervia, quando avevo il negozio ho subito 3 rapine notturne dove un romeno è stato beccato dalla polizia e il giorno dopo processato ma rilasciato perché era la prima volta che veniva preso, e una rapina con pistola e una con coltello. Io vi assicuro che si subisce un cambiamento quei 30-40 secondi. Posso capire chi vede anche minacciati i familiari, rapinati della merce, cosa può provare, vero? Poi forse è una cosa anche molto personale, oppure no, ma quando viene minacciata tua moglie, tua figlia, io non so come ci trasformeremmo. Lorenzo da Como, ciao Sammy, il Presidente della Repubblica dovrebbe agire in rappresentanza del popolo italiano, quindi se la maggioranza degli italiani auspica la grazia per il gioielliere, lui dovrebbe concederla. Interessante. E poi c'è un messaggio audio, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Sammy, Voilà. buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, sono Mauro. Allora, quello di Ruggero non è legittima difesa, però ci sono ovviamente delle ricostruzioni da fare, e le ricostruzioni che si possono fare tengono conto dello stato d'animo di Ruggero quando ha subito una rapina violenta ma normata, tra l'altro non la prima. Non ci sono solo queste ricostruzioni da tenere in considerazione. C'è anche il fatto di un paradosso, per cui esageriamo un po', se io vado a rubare anche a mano armata e vengo ferito, divento ricco perché vengo pure risarcito. Allora significa che c'è una sorta di protezione del delinquente, almeno questa è la percezione che ne ha il pubblico. Il punto è questo: nel momento in cui qualcuno fa l'ingresso in un mio esercizio, in una mia proprietà, senza il mio consenso, deve già essere dalla parte del torto e deve farsi pure carico di tutte le conseguenze che gli possono derivare dalla sua azione. Primo. Secondo, per eliminare il fai da te, serve far sì che le forze dell'ordine possano intervenire in maniera molto decisa, con tutti gli strumenti in dotazione, e che la legge punisca severamente il delinquente, severamente, in modo esemplare, perché i delinquenti non si recuperano tutti, soprattutto una certa tipologia di mascalzoni. Buona giornata a tutti. Io ti ringrazio, Gabriele. No, Gabriele è il prossimo. Questa è la voce del popolo, signori. Questa trasmissione si chiama Potere al Popolo e mai come in questi giorni la voce del popolo si fa sentire parlando appunto di quel gioielliere, ma storie simili alla sua ce ne sono tantissime. Gabriele, domanda provocatoria: quanto c'è di politico in questa sentenza? Ovvero,
Quanto si è cercato di dare un giudizio che sia divisivo anche per le fazioni politiche. Mi spiego meglio: quanto la magistratura ha voluto con questa sentenza punire anche il governo. So che è una domanda molto provocatoria e forse anche un tantino stupida, ma ci sto pensando da qualche giorno. Solidarietà alla famiglia Ruggero. Interessante. E ancora chi mi richiede il film Citizen Vigilante, quello vietato in tutta Europa, censurato, che vi stiamo distribuendo in queste settimane e che, guarda caso, prosegue proprio su queste argomentazioni pesanti che parlano di sicurezza, di paura, di disperazione, di rabbia e di vendetta. Proprio i sentimenti che dobbiamo cercare di frenare dentro ognuno di noi, ma quando capita, che fare? Che fare naturalmente, e lo chiediamo a chi e poi se ne occupa, la magistratura. I politicanti italici, tutti hanno portato la giungla nella penisola italica e nella giungla vige la legge della giungla. Purtroppo, questo è secessionista chiaramente. Ora si palesa l'ingiustizia della legge italica, che sempre più assomiglia a una cozzaglia di editti demenziali di fine vita di uno Stato. Speriamo che lo Stato italico se ne vada. Lo so Luca, però nel frattempo dobbiamo legiferare e qui bisogna aggiustare questa situazione, che non vuol dire farci giustizia da soli. Questo non deve assolutamente accadere, secondo me. Ciao Sammy, la nostra legge dice che non si ruba, quindi chi decide di farlo ne deve subire le conseguenze, quali esse siano e non solo. Io direi che le famiglie dei ladri dovrebbero risarcire i derubati. Perché non proviamo a cambiare la legge? Sono convinta che fungerebbe da deterrente, scrive Luciana da Muggiò. Ma quanti problemi ci danno questi clandestini? Facciamo solo il conto del tempo, dei soldi che ci tocca dedicare a questa gente, altro che pensioni. Noi italiani non avremo bisogno di nessuno, abitiamo nel paese più invidiato dal mondo per la bellezza e la cultura, purtroppo nessuno sa difenderlo. Cosa fareste? Difficile da dire, loro sono pronti e riposati perché il giorno dormono e si organizzano. Noi lavoriamo, siamo stanchi e impreparati. Certo che difendere la propria famiglia sia la cosa più importante. La rabbia aumenta e viene alimentata sempre più da comportamenti sinistroidi. Che tristezza. Ma il clandestino che delinque risarcisce la vittima? Chiede quest'altro. Eliminare la norma per chi entra in casa. Chi difende la patria è un eroe, per chi difende la propria casa condannato. Ancora argomentazioni, ragazzi. Questa mi chiede che fine ha fatto la famiglia nel bosco. Vero, un po' di giorni che non ne parla assolutamente più nessuno. Gli affetti dei delinquenti hanno la responsabilità di sostenerli, facilitandone l'attività. Risarcirli è un regalo al delinquente. E ancora, quel sinistrato dei miei stivali che ha detto sono 2 omicidi, io dico 2 delinquenti in meno. No, su questo no, non sono d'accordo, tanta pietà per chi ci rimette le penne. È chiaro che, vero, stavano facendo un lavoro pericoloso. Io sono più appunto per l'assicurazione, che questi ladri si aprano un'assicurazione per questi infortuni. Sto scherzando? No, sono serio. Ancora messaggi, non vado più a casa, ma sta invece a Mattarella stabilire i ministri del governo eletto, si chiede un Maurizio. Con l'autonomia si spacca l'Italia, ma quando è stata unita? Questi tantissimi messaggi WhatsApp. Ma Sammy, credi che queste famiglie rinuncino ai denari dei loro parenti delinquenti? Mai. È sostentamento gratis, non si lavora e si gode del sudore altrui, e i magistrati godranno ancora di più vedendosi vincenti sul governo, scrive Monica. Il gioielliere libero, neanche un giorno di prigione. Chi gli risarcisce la paura, i maltrattamenti alla moglie e alla figlia? Mandiamolo in Europa, ci difenderà. Salve, vi chiedo cortesemente se mi potete inviare il film Citizen Vigilante, magari in italiano. Vi ringrazio fin d'ora, ci mancherebbe, te lo invio subito Giovanni, lo riceverai nei prossimi secondi. Hai sottotitoli in italiano, non è in italiano perché è stato censurato e naturalmente in Italia come nel resto d'Europa assolutamente non uscirà. Un abbraccio al signor Ruggero, ci scrive Stefano da
Genova. Caro Sammy, bisogna fare delle leggi chiare, non interpretabili. Forse l'ho già detto più di una volta dopo 48 mesi di governo, ma si può dire i giudici sono cattivi, anche se è vero, bisogna fare in modo che se non lo siano e non mandare post su Instagram come fa il capitano che è diventato un capitone. Se lo dice lui, ragazzi miei. Sì, me ne vado, non prima di avervi ricordato che Massimiliano Romeo questa sera alle ore 20 alla festa della Lega Pontida Fest a Cisano Bergamasco, la sera di venerdì, sabato e domenica. E trovate tutto quanto se seguite la Lega su Instagram o su tutti i social, ma ci sono feste della Lega anche a Sumirago in provincia di Varese, oggi, domani e dopodomani, circoscrizione Valbossa con un ricco menù tradizionale. Festa della Lega che chiaramente si ripeterà poi anche nelle prossime settimane in altre zone d'Italia, ma in questi giorni si festeggia a Imbersago, Monza Brianza, oggi, domani e domenica, con la presenza anche del segretario federale Matteo Salvini, anche ad Adro in provincia di Brescia, festa della Lega da non perdere. Ma tutto questo, ripeto, lo trovate anche sul sito legaonline.it e sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, grazie a Simone in regia e buon weekend.